Grande soddisfazione per l'Istituto Odierna. Ieri si è concluso un hackathon che ha visto i nostri alunni competere con altre 11 squadre delle diverse regioni d'Italia. Per noi era già stata una grande soddisfazione essere stati individuati come la scuola che dovesse rappresentare la Sicilia tra le scuole delle regioni toccate dal Giro d'Italia. Questo hackathon, infatti promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale, richiedeva alle diverse squadre in gioco di ideare una tappa che potesse anche diventare una tappa reale per il prossimo Giro d'Italia. I nostri alunni hanno scelto di far partire la nostra carovana da Porto Empedocle per raggiungere il territorio di Modica, in un viaggio ideale attraverso una strada degli scrittori da Camilleri a Quasimodo. Questo è stato anche il motivo che sicuramente ha fatto sì che la giuria del premio valorizzasse il percorso per il collegamento con il mondo della scuola. All'interno di questa tappa, infatti, i nostri alunni avevano individuato anche dei concorsi che le scuole potessero realizzare all'atere del percorso stesso, in un progetto di valorizzazione ecosostenibile, ambientale, ma anche culturale e legato alle tradizioni culturali e all'enogastronomia del territorio. È stata un'esperienza bellissima, pesante ma bellissima. I nostri alunni in questi giorni, per 3 giorni, si sono recati a scuola alle 8 del mattino e sono usciti alle 8 di sera. Però hanno acquisito tante competenze, hanno imparato il concetto di altimetria, di planimetria, hanno imparato a utilizzare software che prima non conoscevano, ma soprattutto hanno imparato a lavorare in gruppo, a lavorare insieme per una vittoria finale. Già quando ci avevano comunicato di essere stati selezionati come unica scuola siciliana a rappresentare appunto la Sicilia in una competizione di così alto spessore, per noi è stato un momento di felicità, che si è concluso nel migliore dei modi, si è concluso con una vittoria della maglia bianca che nel Giro Hack rappresentava il premio scuola e in una competizione organizzata dal Ministero dell'Istruzione vincere il premio scuola sicuramente è una grande vittoria. Questo è indice che la nostra scuola si sta muovendo bene all'interno delle direttive del Piano Nazionale Scuola Digitale. Vuol dire che stiamo lavorando bene e stiamo andando sulla giusta direzione, unendo la didattica tradizionale alla didattica innovativa. Il progetto Giro Hack è stata un'esperienza sicuramente oltre che entusiasmante anche formativa sotto vari punti di vista, quindi oltre che scolastico sicuramente anche relazionale, perché abbiamo lavorato appunto a gruppo fino a tarda sera per raggiungere degli obiettivi che fortunatamente appunto abbiamo portato a casa grazie all'ottenimento della maglia bianca del Giro d'Italia. Avere avuto l'opportunità di partecipare ad una competizione così importante insieme al mio team in nome della Sicilia ed aver avuto l'opportunità di ideare una tappa per il Giro d'Italia per me è stato davvero un grandissimo onore. In questi 3 giorni di durissimo lavoro mi sono divertito tantissimo. I nostri alunni hanno scelto la tappa che partisse da Porto Empedocle per arrivare a Modica. Perché questa scelta? È stata una scelta didattica perché i nostri ragazzi si sono cimentati a rappresentare i nostri scrittori siciliani. Bene, la partenza di Porto Empedocle con Camilleri per passare la Palma di Montechiaro con Giuseppe Tomasi, quindi la città del Gattopardo, per finire a Modica con Salvatore Quasimodo. Si aggiudica la maglia bianca del Giro Hack 2020, promosso e organizzato dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Giro d'Italia, il team Sicilia.